L'oggetto magico che ho scelto per questo incontro, come si vede anche dalla mascherina, è la bandiera dell'Unione Europea. Di Unione Europea si sente parlare molto in questo periodo non facile che stiamo vivendo. Reputo che se ne stia parlando anche in termini molto positivi, dal piano Next Generation EU, che è questo strumento temporaneo per la ripresa dei paesi colpiti dall'epidemia di Covid-19, che con i suoi 750 miliardi di euro è il pacchetto di misure più ingente mai finanziato dall'Unione Europea per la ripresa delle economie nazionali, fino alla scelta condivisa tra Commissione Europea e Stati membri, ad esempio, di procedere a un approvvigionamento dei vaccini a livello europeo. In generale l'Unione Europea riconosce ovviamente l'importanza di investire nella ripresa dei paesi a seguito dell'emergenza pandemica, ed è per questo che alla fine dell'anno scorso ha approvato un piano finanziario pluriennale per il periodo 2021-27 che supera i 1.800 miliardi di euro, gran parte dei quali verranno utilizzati per finanziare la modernizzazione in termini di transizione digitale, transizione climatica, per finanziare piani come il piano RescEU, quindi il piano per la ripresa, per la resilienza, e piani per la tutela della salute come EU for Health, ma anche, per quel che ci riguarda più da vicino, per finanziare la ricerca scientifica con il programma Horizon Europe, Orizzonte Europa. È il 9° programma quadro per la ricerca nell'Unione Europea, il più ambizioso approvato fino adesso anche in termini di stanziamento di fondi, ed è il piano che riconosce in maniera evidente l'importanza che l'Unione Europea dà alla ricerca. L'idea stessa di procedere attraverso piani di ricerca pluriennali, come è questo ultimo sempre per il periodo 2021-27, è un segno dell'importanza che l'Unione riconosce alla ricerca, perché di fatto dà continuità alla stessa, che è fondamentale per garantirne l'efficacia. Il piano Orizzonte Europa interverrà in tutte le branche del sapere, in tutte le aree della ricerca, dalla salute alla biologia, dalla tecnologia all'agricoltura, ai trasporti, fino anche, per quello che ci riguarda più da vicino, alle scienze sociali e umane. E l'idea di investire in tutti questi campi è il segnale che l'Unione Europea dà alla ricerca un'importanza fondamentale non solo in termini di aumento della conoscenza, che già naturalmente non sarebbe poco, ma soprattutto in termini di aumento del benessere e dell'equità sociale. Investire in ricerca ed innovazione di fatto significa migliorare la vita dei cittadini all'interno dell'Unione, fuori anche dell'Unione Europea, significa competere a livello mondiale, significa innovare, ma mantenendo al contempo il nostro modello sociale unico. A volte l'Unione Europea, possiamo ammetterlo, pecca a livello di comunicazione, non riesce a comunicare bene i vantaggi e i benefici che il proprio agire apporta alla vita dei singoli cittadini. La ricerca però è uno di questi aspetti e merita di essere sottolineato. Le università naturalmente ne sono le maggiori beneficiarie, molti di noi possono lavorare grazie ai finanziamenti europei e quindi nel breve termine sicuramente questo è l'impatto più evidente, ma nel lungo termine questo finanziamento significa migliorare la vita della società, sia individualmente che collettivamente. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante l'emergenza Covid.